Ci raggiunti nel post partita il mister della Pavia Academy, una gara tenuta in equilibrio fino all'ultimo minuto. Cosa è mancato per riuscire a ottenere punti e tornare a Pavia con appunto un risultato positivo da Arezzo? Guarda, cosa è mancata credo che la freddezza nei momenti più caldi della partita per gestire la palla. Eh, Niente, l'impegno è stato, la voglia è stata di andare a prenderla. Comunque niente, poteva essere per loro, per noi, è stato per loro meritatamente credo anche. Anche se in larghi tratti della partita il Pavia ha dimostrato di poter arrivare al minuto di rigore. È mancato forse il guizzo dei giocatori più concreti che oggi non è arrivato? No, più che altro io dico meritatamente perché loro hanno vinto bene, potevamo vincere noi, sicuramente anche quello era meritatamente. Sì, sì, abbiamo tenuto la partita, l'unico partiamo da una situazione diversa a loro, che non possiamo sbagliare e quando succedono queste cose la paghi. Purtroppo la realtà nostra era quella e giochi con quella pressione di non poter sbagliare, tu sai che quando hai la pressione di non poter sbagliare sbagli di più, allora purtroppo è così. Tra l'altro, guardando adesso le ultime tre partite che mancano, Parma, Ternana e Brescia, una salvezza in salita, si può dire così? Sì, sì, è molto difficile, noi fino a che non teniamo, diciamo, matematicamente rimaniamo in Serie B, noi continueremo a lottare, niente, sarà molto difficile. Io vorrei dire solo una cosa, che due cose prima. La prima, dobbiamo rivedere un po' i livelli degli arbitri, sì, perché non lo so di quale categoria sono, ma vengono successe cose delle ultime 5-6 partite che sembrano che gli arbitri qua non vengono a arbitrare, sino che vengono a togliersi di dosso la partita, sì? Gialli che non si danno, tempi che gestiscono i giocatori, non gli arbitri, lo vengo vivendo, non è la nostra situazione, non c'entra con loro, ma è il momento di dirlo perché se loro vogliono, se noi vogliamo tutti lottare per il calcio femminile, dobbiamo anche vedere che gli arbitri non devono essere all'altezza del calcio femminile. Sì? Si mandano questo tipo di arbitro come questo di oggi, con il guardalinea o di altre settimane, l'unico che fanno è abbassare il livello del calcio femminile e tutti lavoriamo per rialzarlo. Sì? E lo secondo è ringraziare sia la società che a tutte le mie ragazze perché stanno dando di più delle loro possibilità e quello è evidente. Allora io sono molto orgoglioso della squadra che sto allenando, del loro comportamento, della loro predisposizione per la partita. A volte le cose finiscono bene, a volte finiscono male, però nulla da togliere a quello che stanno dando, che stanno lasciando il cuore in campo. Siamo nella sala stampa dello Stadio Comunale di Città di Arezzo dopo la gara tra CF Arezzo e Pavia, vinta l'Arezzo 1-0 grazie al gol di Razzolini, un gol che è valso i 3 punti e anche la matematica salvezza con 3 giornate di anticipo. Presidente Massimo Anselmi, una soddisfazione enorme quella di poter festeggiare la salvezza così con largo anticipo. Sì, 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 era diciamo l'obiettivo minimo e io non ho mai accettato troppo il termine salvezza perché non abbiamo mai appunto giocato le partite per questo obiettivo. Ci sono ancora 3 giornate, quindi siamo soddisfatti di questo risultato anticipato e mi piace anche molto l'idea che ci sono molti giovani in campo, quindi una crescita importante della nostra squadra con tante prospettive per noi. Sì, chiaramente si parla di salvezza, ma l'Arezzo prima di questa gara è la 10ª in classifica, quindi diciamo che è un discorso un po' più ampio da affrontare. Da oggi si può programmare per il prossimo anno più serenamente? Sì, possiamo sicuramente pensare già al prossimo anno, abbiamo già dei punti di riferimento interessanti per poter, diciamo, non costruire ma inserire ulteriori, diciamo, componenti che ci possono permettere di fare ancora meglio. Tra l'altro abbiamo visto oggi in campo, ma da quando c'è Mister Leoni, spesso le ragazze della primavera che stanno anche dimostrando di avere già un certo feeling con la categoria. Può essere anche questo elemento qua un punto in più per il prossimo anno? Hai scoperto le carte, effettivamente per noi è una grande soddisfazione, ecco, vedere molte ragazze della primavera che stanno crescendo con la prima squadra. Ilaria Leoni è stata sicuramente il mister, un'ottima opportunità per costruire questo processo che era voluto dalla società e quindi sono molto soddisfatto anche
questa grande vicinanza quindi con la primavera e anche con tutto il settore giovanile. Per me è molto importante costruire dai giovani, quindi era proprio l'obiettivo e ci stiamo lavorando e stiamo ottenendo dei buoni risultati. Mister Ilaria Leoni, allenatrice della CF Arezzo, è arrivato un successo quest'oggi, 1-0 grazie al gol di Razzolini nel primo tempo che vi ha permesso di ottenere la matematica salvezza, anche se insomma il 10° posto in classifica prima di questa gara diciamo lo dava già quasi un per scontata, mancava la matematica che è arrivata oggi. Sì, per scontato non c'è mai niente e quindi oggi è arrivata per fortuna la matematica salvezza e quindi sono contenta di questo risultato e soprattutto di questa vittoria perché le ragazze se lo meritavano. Era 3 partite che secondo me ci si meritava la vittoria e non è mai arrivata, ma finalmente ora questi 3 punti sono arrivati e complimenti alle nostre ragazze oggi. Una squadra molto giovane schierata in campo, che poi è aumentata l'età, anzi è diminuita l'età media schierando anche ragazzi del 2007 della primavera e hanno dimostrato tanto carattere, hanno dimostrato. Il presidente prima ha detto che potranno essere i punti di riferimento dove ripartire la prossima stagione. Sì, abbiamo schierato una 2007, già subito titolare in campo, e una 2005. Susanna aveva già fatto comunque la sua prima partita da titolare con la Freedom, Sara no, ma hanno fatto una partita splendida, poi vabbè sono subentrate Taddei e Rossi Allegra e poi Anais Fragnito, ma loro sono certezze, non sono ormai giovani, danno tutto, danno il 100%, sanno come mettersi in campo e credo che anche sia il lavoro frutto di 2 anni che abbiamo fatto in primavera e quindi complimenti anche allo staff della primavera e complimenti anche a loro. Senti, mister, dalle note positive faccio un po' l'avvocato del diavolo e passo a quelle negative. Arezzo che ha creato molto, ha fatto un rigore al minuto 80 che poteva dare una concretezza maggiore prima dello scadere i 90 minuti, si deve lavorare sulla fase offensiva più su quella appunto legata alla concretizzazione per poter provare a fare il salto anche un po' più di qualità? Allora, per quanto riguarda il rigore è un po' una fortuna anche, poi si sa, li batte solo chi è bravo a batterlo, no? E in quel momento Razzo l'ha battuto, ha avuto il coraggio di batterlo e poi ci sono anche gli avversari e quindi ha fatto anche una bella parata il portiere avversario. Per quanto invece riguarda la finalizzazione, sì, attacchiamo ancora troppo poche volte porta, ma sarà un modo per lavorarci ancora di più. Grazie, mister. Grazie a lei. Siamo con Costanza Razzolini, il capitano di questa Arezzo. Hai segnato, hai avuto il merito di segnare il gol vittoria che di fatto vi ha concesso la matematica salvezza, quindi la permanenza nella prossima stagione in questa Serie B nazionale. Sì, siamo molto contente, questo era il nostro obiettivo, sicuramente di oggi e anche di inizio stagione a questo punto direi, e quindi la vittoria è stata molto importante. Sono molto contenta per aver segnato perché sicuramente anche aver partecipato, no, alla vittoria, ad una vittoria così importante è una grande soddisfazione. 10° gol in campionato, poteva arrivare l'11°, però ti abbiamo visto molto stanca, ti abbiamo visto anche quando sei andata a battere il rigore. Può aver condizionato questo poi la conclusione dagli 11 metri? Sì, mi dispiace sicuramente, però la perfezione non esiste, sarebbe stato troppo bello, no? E quindi va bene così, mi dispiace sicuramente perché per un attaccante fare gol è sempre motivo di orgoglio, di felicità, però sono molto contenta, oggi sinceramente non mi rammarico di niente. Ultima domanda, mancano 3 partite al termine della stagione, ti chiedo sia a livello personale che di squadra gli obiettivi che siete prefissati per chiudere questo campionato? Ma allora, personali di superare le reti fatte l'anno scorso, e di squadra adesso ne parleremo anche con il gruppo, però sicuramente andare a questo punto a fare più punti possibile, perché la salvezza l'abbiamo messa in tasca, cioè ci sono 3 partite, obiettivo direi fare almeno 6 punti, sarebbe perfetto.